Perché c'è una stimolazione? Ruspe e picconi per due vecchi simboli di Mestre, giù il Celana per liberare la torre medievale e l'ospedale Umberto I. A Mestre il giorno delle ruspe, una data storica per la terraferma veneziana con l'inizio delle demolizioni del Celana e del vecchio ospedale Umberto I, una riqualificazione voluta per lasciare il posto a un nuovo imponente complesso fra il residenziale e il commerciale. Sentiamo Diana Paoli. Il Ruspa Day inaugura l'avvio della riqualificazione del centro di Mestre. Al di là dell'originale denominazione, quella odierna è soprattutto una giornata simbolica. Realmente è evidente il vantaggio per la città di Mestre della liberazione della torre, della creazione di 1300 metri quadri di verde qui a due passi, di 1500 a Parco Ponci a fronte della perdita di 700. Alle 11 di questa mattina dunque l'inizio della demolizione dell'edificio già sede del Celana accanto alla torre di Piazza Ferretto, davanti a molti abitanti, tra cui alcuni contestatori che hanno protestato contro l'eccessiva cementificazione della città. Ma a questo il comune risponde con una nuova area verde a Parco Ponci al posto del parcheggio. Alle 12 invece la prima ruspa è entrata in azione all'ex ospedale Umberto I. Che cosa sorgerà? È un complesso notevole di nuova edificazione con una grande parte residenziale, una grossa area commerciale e una parte direzionale. Si articolerà su tre grandi torri, la più alta 115 metri, poi una da 110 e una da 84. Che cosa pensate di queste tre torri che sorgeranno qui al posto dell'ex ospedale? Speriamo che sorgano presto, perché noi dobbiamo lavorare da un anno che stiamo aspettando, sai. Lei dove lavora? Io praticamente ho il bar di fronte all'ospedale. L'ospedale potevano fare una casa di riposo per i vecchi.